Fuori i partiti dalle banche, nella sede del Consiglio regionale i radicali hanno presentato la loro iniziativa di riforma che separa l'attività delle banche da quella delle fondazioni bancarie. Curzio Pettenò. Bisogna porre fine al connubio banche-partiti, credito solo a chi lo merita. Così dicono i radicali, che non solo denunciano la situazione, ma hanno una proposta di riforma per separare l'attività delle banche da quello delle fondazioni bancarie, dove c'è la maggiore ingerenza dei partiti. Noi chiediamo che le fondazioni bancarie escano dalle banche per aiutare meglio il territorio e per evitare che i partiti influenzino la governance delle banche, il governo delle banche e la destinazione del credito. L'iniziativa dei radicali è stata presentata a Palazzo Ferrofini, presenti alcuni consiglieri regionali del gruppo misto, promotore dell'incontro Diego Bottacin, verso nord. 4 le fondazioni bancarie in Veneto, sollevate perplessità su alcune loro attività. I casi clamorosi a livello nazionale, ma anche le dinastie di controllo delle fondazioni che abbiamo nel Veneto sono la dimostrazione di un sistema medievale arretrato. Cari Paro e Cari Verona sono in difficoltà, è da anni che danno sempre meno erogazioni al territorio. Perché? Perché vogliono assolutamente mantenere la loro quota azionaria nelle banche, perché i partiti vogliono mantenere l'influenza che hanno nella destinazione del credito.